E ciao! Benvenuti e bentornati sul canale Super Allan, siamo qui oggi con un nuovo video. Oggi ragazzi torna il Cosa ne pensi con un amico, con un fratello del Napoli, Patrizio Chianese. Ciao Patrizio, tutto a posto? Sempre fidato, perciò sono qua. Allora il format lo conoscono, te lo spiego brevemente. Ti farò alcuni nomi random, prenderò il tuo Instagram, andrò tra i tuoi seguiti. Chi uscirà con gli occhi chiusi io starò. Dovrai dirmi cosa ne pensi sinceramente di quelle persone e dovrai fare la stessa cosa poi dopo con una lista di persone che mi sono preparato io. Va bene. Senza peli sulla lingua. Senza peli sulla lingua. Ok, onestamente ragazzi, per supportare il contenuto e se volete altri episodi del Cosa ne pensi, lasciate un bel mi piace, un bel commento, scrivetemi qui sotto con chi vorreste un prossimo Cosa ne pensi e iscrivetevi al canale, arriviamo a 50.000 iscritti. Allora Patri, mi dovresti dare il telefono che così scrollo. Sì. Aspetta, due chi ste. Allora, ecco qui Instagram di Patrizio, andiamo tra i seguiti, io chiuderò gli occhi e vediamo il primo Cosa ne pensi. Cosa ne pensi di Alice Muzza? La vedo una brava ragazza, una bella ragazza, sistemata, semplice. L'hai conosciuta di persona? Sì, sì, abbiamo anche una bella amicizia. È fortunato Luca che è una ragazza così sistemata. Più forte Luca o Simone? Che Simone Ottavi. Ok, è un off topic questo qua. Allora, cosa ne pensi di Chef Franco? Attenzione! Ma Chef Franco è un po' particolare come persona. Cioè, nel Spiegaci. senso è, se lo fotte proprio, se ti deve dire una cosa da lì, Sì. senza problemi. E poi ha uno spirito giovanile, mi piace come me. E poi c'è la verità, quando sono venuto a casa sua mi ha fatto una bella carbonara. Complimenti, chef. Andiamo. Andiamo avanti. Cosa ne pensi di Gilbert Nana? Vabbè, lo ammiro perché è venuto dal niente, ha raccontato la sua storia, ha dormito sotto le stazioni, di tutto e di più. Una storia particolare. Veramente lo ammiro perché è arrivato dove sta e non è facile arrivare partendo dal niente. Sono grande Gilbert, ti voglio tanto bene. Avete un bel rapporto? La gente come noi non molla mai. Ricordatelo. Sì, sì, abbiamo un bellissimo rapporto. Allora, cosa ne pensi di Bomber Picci? Antonio Giulio Picci, bomber della Fucina. Posso dire che è molto bravo a giocare a calcio. Lui ha giocato anche con la Turris di Serie D. Vinse il campionato che poi sale di Serie C. Non lo conosco di persona, però posso dire perché l'ho conosciuto, un bravissimo ragazzo. Un po' pazzo, però un bravo ragazzo. Se non mi sbaglio, dovrete anche sfidarlo Quando? alla GOT League, se non Sì, mi sbaglio. Proprio con la Fucina. Muchachos Fucina. L'hanno pigliato? Signori. Mamma mia. Quindi contro Faina. Vabbè, mamma sfunno. Cosa ne pensi di Simone Berlini? Simone Berlini, sei un bravo ragazzo, devo dire la verità, siamo molto amici io e lui, ma tanto, a volte ci messaggiamo, ho incontrato anche il papà nell'aereo qualche mese fa, l'ho chiamato, lui è napoletano il papà, di Napoli proprio, ma devo dire un ragazzo umile, educato, rispettoso. I contenuti che fa ti piacciono? Cioè lo segui? Sì, lo seguo, ma ognuno fa i contenuti che ti piacciono, non lo posso giudicare per i contenuti che fa, però voglio bene. Va bene. Cosa ne pensi di Il Fubbe? Penso che l'hai conosciuto Sì, sì. dal russo. Ogni tanto fa qualche canzone scema, però che cazzo, voglio bene anche a lui, è un grande. Te le senti le canzoni che fa sui giocatori? No, subito scorso. Per futuro. Troppo. Allora, facciamo qualche altro nome random, poi dopo mettiamo un po' di pepe. Cosa ne pensi di Super Allan. facciamo dai, sì, ci stava il mio nome, non è quello che è uscito, però Ma vuoi che scema che lo voglio? come mai? No, devo dire la verità, è un ragazzo umile, educato, ogni tanto dice cocco struzzato, però ci può stare. Ci sta. Tutti li diciamo. Ho sparagna sei. Allora, cosa ne pensi di Silvestro Baffo? Ma che bel baffo. Devo dire per la verità, è il umano di colore che mi piace di più. Lo voglio tanto bene, perché si dà da fare, mi ha aiutato anche a sbloccare il profilo di TikTok. E a me no, cioè neanche dirette bloccate e chi mi aiuta Vabbè, a me. mi ha aiutato a fare le segnalazioni giuste, mi hanno aiutato, ti voglio bene Silvestro e spero che ti darò un bello hot dog. Allora, facciamo l'ultimo. Cosa ne pensi di Pierino, di Pirla Svu? Ma Pierino è venuto a dormire anche qua, a casa mia, lui Gnabri, of Samuel. Hai messo a disposizione? Sì, sì, vennero a mangiare qua, ha dormito qua, quando hanno fatto il pomodoro qua. Sì, sì, sì. Ma devo dire la verità, ragazzi che si danno molto da fare, si fanno il pacco quadrato andando in tutta Italia, Napoli, Sicilia, Roma. Però divertitevi un po' ragazzi, non pensate sulla fatica. Perché si fanno subito i capelli bianchi, capito? Però questo poi è un giudizio che voglio sapere da te, una tua opinione. Credi che siano i migliori in quello che fanno ad oggi in Italia? No, per me è il migliore è Fuse Gamer, perché è unico in quello che fa più cose, capito? Cioè nel senso sì, i Villas Blu sono top, però io tifo per il mio amico napoletano. Ci sta, noi difendiamo la nostra patria, i nostri colori. Sempre. Ok, allora, passiamo ai nomi che mi sono preparato io. Già sai, uno sicuro. A come c'è la B.
Dai, una a chi si può dare un bel giudizio, quello che pensi. Ok. Allora, il primo cosa ne pensi, Miglio, che ti faccio è: cosa ne pensi di Dalila? Passiamo all'universo femminile, perché non è uscita nessuna ragazza. Ma Dalila siamo molto amici e lei, devo dire la verità, è una brava ragazza, educata, intelligente, carina. La segui in quello che... Sì, la seguo però me ne fotto proprio, cioè, nel senso... Cioè, ma anche lei scrolli. Pure a essere poco. Però la voglio bene, ok, veramente è una ragazza educata, non manca di rispetto. Ok, cosa ne pensi di Lasagna? Altra ragazza nel giro, insomma, del calcio. Ma una bella ragazza, Lasagna, però la vedo sulle sue, che non dà confidenza a nessuno. Però ognuno è fatto a modo suo, no? Non possiamo giudicare. Però penso che è una brava ragazza, sì. Cioè, rispetto a Dalila la vedi meno espansiva. Sì, no, espansivo che significa? La vedi no, meno aperta. Sì. Allora, cosa ne pensi di Blur? Così ci togliamo subito il dente, perché ho visto che ultimamente sei Allora, stato io da voglio lui. che questo video arriva a Blur, perché Blur ha un problema. Oh, Sai qual è? Con i napoletani, appena vuol dire qualcosa, fa così. Capito? gode proprio, tu No, dici. perché lui soffre un po' Napoli, capito? Soffre un po' Napoli e napoletano, perché il suo format è fare questo. Però sugli altri va un po' più calmo. Invece su me, su te, su Fuse, su Mirko, li sfoga proprio, capito? Ci gode, Sai dici. perché? È l'invidia. Secondo me è invidioso tanto. Lo so che lui è un livello alto in Italia, tanti di loro lo seguono, fa ridere perché mi fa ridere anche a me, però preme troppo il pulsante, va sempre sulla stessa cosa, capito? Perché a noi ci soffre. Blur, non ci soffrire tanto. Lo so che i napoletani sono un passo avanti, ci sta, perché siamo sempre giudicati e chi è giudicato perché ci soffre, capito? È così, ti voglio bene, ti ammiro, però non ci soffrite, ti prego. Te lo devo chiedere in ginocchio, faccia fa pure un bello padre nostro. Padre Blur che sei nei cieli, tu ci soffri ogni giorno, sia santificato il tuo soffrici. Voglio bene. Perfetto, una preghiera per Blur, vediamo se questa preghiera arriverà comunque a Gianmarco. Vabbè, se lo vorrà commentare lo scopriremo. Comunque tu ultimamente sei stato con lui in live, perciò Sì. sta dicendo questo. Ti ha dedicato una storia ultimamente, abbiamo visto. Va bene, vediamo se continuerà questa cosa o magari no. Cosa ne pensi? Andiamo su un altro mondo, su un altro emisfero. Adesso abbiamo toccato influencer, calcistici, streamer. Voglio andare sul mondo TikTok, che è un po', diciamo, quello là che ti appartiene di più, quello un po' più vicino a te, perché tu da là ti sei fatto conoscere, sei spopolato. Cosa ne pensi di un'altra B? Enzo Bambolina. Lui è un altro che si appoggia sulle cose, diciamo, brutte che accadono alle persone, capito? Disgrazia. Grazie per fare hype, ok? Non ha un suo vero format. Lui prende e diciamo che vuole fare il giornalista trash, però può essere ridicolo per quello che fa per me, perché non penso che devi andare sulle disgrazie delle persone, perché mi chiamò in live e all'ultimo mi disse tu sei un bravo ragazzo, come mai? E poi all'ultimo mi disse però se vengo a mangiare da te non mettere la carta che ha messo al cavallo in bocca, capito? È stato un po' cattivo in quello che ha detto. L'hai fatto per far ridere alle persone, eh? Non sei stato simpatico. Assolutamente, assolutamente. E calcando un po' questo mondo, questo genere qui sempre su TikTok, cosa ne pensi di un altro personaggio di TikTok che probabilmente conosci, penso, Anthony Sansone. Ma lui in quello che ha detto molte bugie. Cosa dici? Cioè, magari Cioè, ha raccontaci. detto bugie perché non sono mai andato da lui per chiedergli TikTok. Cioè, stavamo tutti e due là. Sono andato da lui per assaggiare la sua pannocchia, per vedere com'era. E lui mi riconosce, oh, tu sei quel ragazzo che... Perché all'epoca fa i servizi in casa, sembrava un ragazzo. Facevamo un TikTok perché support che io, che sono sui social. Certo, poi tra l'altro Faccio con entrambi te di Napoli. E tu lo fai con me. Sì, sì. Capito? Ma non mi ha mai messaggiato, io non l'ho risposto più. Non è mai successa questa cosa, io non sono proprio il tipo. Io rispondo a persone che non sono niente nei miei confronti. Come non posso rispondere a lui? Lui mi dice che io mi sento qualcuno, però parlano solo, non sanno i fatti reali come sono. Non mi aspettavo il video del cavallo che mi ha fatto, perché lui era mio amico. Ma per fare hype, se lui era una persona che mi contattava a me, me lo diceva a me. Patrizio, sei stato un coglione che hai fatto quel video. No, che vai sui social, oh Patrizio, così è appariscente la cosa. Ecco, visto che comunque hai messo in mezzo questo discorso e ti sei dato del sai che comunque hai sbagliato, Sì, toccando ho un sbagliato, altro ma sicuramente ho sbagliato, argomento. tutti quanti sbagliamo. E lo hai detto più e E più Gesù volte. dice chi non ha peccato scagli la prima pietra. Tu che leggi molto la Bibbia, sei molto Ragazzi, cattolico, Però purtroppo le persone appena fai un errore fanno così. ti puntano il E dito. non fanno mai così. Dovrebbero fare più così che così. Allora, torniamo su qualche altro personaggio, magari abbandonando TikTok per il momento. Cosa ne pensi di Dreambound? Non so se non lo conosci.
Ah, non c'è mai stato in live? Lo sacci poco. Ah, ok. Chi sì? No, pensavo Cioè, non lo conoscessi. so chi sei, però ti voglio bene, poi non dico nulla. Allora, qualche altro nome, siamo verso la fine. Cosa ne pensi di un'altra ragazza? Questo te lo devo fare. New Martina. Allora, ma ti posso dire che lei è veramente una brava ragazza, educata, rispettosa e umile. Ho fatto una società con lei, come tutti sanno, e penso di aver fatto la scelta giusta, lo penso ancora. A poco apriremo, ci manca poco. È un piccolo spoiler, una cosa. Una ventina di giorni da questo video, 24 gennaio 2024. Quindi per febbraio diciamo che Sì, siamo per operati. Sì, perché comunque è mancato il nonno di lui Martina, è venuto a mancare e siamo stati un po' chiusi con i lavori, perché proprio quel negozio dove starò era del nonno di lui Ah, Martina ok. che gli ha lasciato e darò il cuore, perché veramente era una bravissima persona il nonno, lo volevo proprio bene a lui. Però ti posso dire che lui Martina è una ragazza che va a lavorare tutti i giorni, si mette dalle 8 di mattina fino alle 8 di sera. E avete comunque un bel rapporto. Sì, un rapporto proprio strettissimo. E poi tutti quanti si chiedono, stanno insieme, non stanno insieme. Questa è un'altra cosa Questa che... è una cosa che non ti posso rispondere nemmeno a te. Va bene, ci lasci col dubbio pure a noi. Tutti col dubbio. Poi, Un però ti giorno posso magari- spoilerare una cosa, che diremo qualcosa In merito. in merito. Va Sei bene. stato il primo che l'ho detto. Va bene, è un onore. Ti faccio l'ultimo nome. Spoilereremo quello che siamo. Minchia. Ok. Allora, ti faccio l'ultimo nome che è strettamente legato a questo discorso qua di società, eccetera. È un'altra B. Tra l'altro è tutto nel segno della B. Steven Basalà. Steven Basalari, l'ultimo. Cosa ne pensi di Steven? Allora, Steven mi ha veramente fatto belle proposte. Mi voleva fare la stessa proposta di Donato. Però ho scelto New Martina prima di lui. Cioè, nel senso, quando sono andato da lei, gli ho detto se un giorno farò una società, sceglierò te. Ok. E poi dopo ho fatto il boom di più. Il primo è stato per Enrico Porzio, Ok. che gli dissi subito no, che comunque lui ha le sue cose, è una persona che comunque è più disponibile verso di me. Forse se non era venuta New Martina che l'avessi scelta, lo sceglievo a Steven, perché comunque imprenditorialmente ci sa Tanta fare. roba, penso, no? Ci sa fare, poi l'ho conosciuto, è una brava persona. Lui è educato, quando è disponibile. Veramente quando viene ti tratta da una persona normale. Per quello che è non lo dimostra, capì? Ok. Si sente più, Però come poi dire, nei più fatti- povero di essere ricco, capì? Però nei fatti è molto disponibile. Sì, è disponibile. Però ho fatto la mia scelta prima che venisse lui. Vi eravate promessi? Sì, e io quando si trova una parola a te, La è mantieni? legge per me. Va bene ragazzi, allora io la chiuderei qui anche perché penso che è un episodio molto ricco. Io ringrazio Patrizio per la disponibilità. Ragazzi, se vi è piaciuto il video lasciate un bel mi piace, un bel commento. Continuate a seguire Patrizio su TikTok e sugli altri social e noi ci vediamo in un prossimo video. E ciao!